arrivato. La palla addosso, un'altra palla la chiamiamo, che è organizzazione, ci chiamiamo la palla e buttiamo di là e giochiamo a muro, ok? Capitano della Chio N Padova Barutta, che partita è stata? Intanto un grandissimo trionfo, complimenti. Grazie. Beh, è stata una partita vinta sicuramente sulla battuta e non abbiamo mollato mai, prova ne è che in tutto il campionato non abbiamo mai perso neanche un set. È stata una partita magnifica, incredibile. Rispetto al solito, visto che avete aggiunto, siete sempre forti tecnicamente in ricezione, in difesa, avete aggiunto anche un grandissimo muro stasera. Sì, stranamente non ce l'aspettavamo neanche noi sinceramente nel muro, però ci siamo riusciti a vincere. Nicola Meggiolaro, capitano del Volley Castelli, è stata una giornata storta decisamente per voi. Sì, siamo partiti sicuramente senza grinta, cioè alla fine non ci siamo impegnati e non abbiamo giocato al nostro meglio. Nei precedenti tra voi e Padova c'era l'attacco da una parte, dalla parte vostra, e la difesa e ricezione dalla loro. Stasera loro hanno alzato anche il muro comunque. Sì, si è visto che loro anche dalla finale di Coppa Veneto sono migliorati moltissimo, che si vedono che sono proprio una bella squadra.